Buongiorno, ciao bellissimi, giorno 28. Buongiorno. Ciao bellissimi, eccoci appena ripartiti dal lago di Como, siamo ancora in compagnia del grande Nazario che ho deciso di seguire sul lato del lago che va in direzione di Lecco, quindi non andremo direttamente a Como ma scenderemo a Lecco e poi ci sposteremo verso Como e oggi cammineremo sul sentiero del viandante molto probabilmente, senza una vera destinazione, ci fermeremo quando lo vorrà il cuore. Eccoci, siamo sul sentiero del viandante, molto carino in realtà, costeggia il lago però è un po' più in alto, quindi c'è anche un'ottima vista panoramica. Abbiamo fatto una piccola pausa a pranzo, merenda, con burro di arachidi e miele su pancaré. Nazario mi sta convincendo a svuotare completamente le mie riserve di cibo e viaggiare senza e prenderlo solo quando ne ho veramente bisogno, perché tutto il peso aggiuntivo è di troppo. Tra l'altro mi ha detto che se sento uno strano mal di schiena potrebbero essere i reni schiacciati un po' dal peso dello zaino. Io penso che sia un po' più in alto il dolore, tipo muscolare, però farò attenzione e cercherò di svuotare il più possibile lo zaino. Adesso continuiamo, penso siamo circa a metà tappa. Questo sentiero del viandante è molto carino, ma tira su, porca miseria, e Nazario è spietato, è un treno, porco can. In compenso c'è una vista sul lago meravigliosa. Oggi poi ho provato a mettere dei cerottini per le vesciche perché ieri stavano proprio per uscirmi e ancora stamattina sentivo il dolore, sapete, quando la pelle tira sotto il piede, e quindi ho messo dei cerottini, però non li ho messi dappertutto e infatti sento che tira ancora e spero che non si aprano, spero che non venga la bolla, perché poi che si aprano o no cambia poco. Magari quando ci fermiamo metto nuovamente i piedi in ammollo nel laghetto. Siamo venuti a vedere l'orrido di Bellano, bellissimo. Zanzi, Ma perché non abbiamo lasciato lo zaino che mo è tutta salita qua? c'hai ragione. Piaciuto? È stato caratteristico. Ma lo rifaresti? Questo è caratteristico, sì, sì, sì. Sapendo com'era, saresti... Guarda, allora io se fossi loro eliminerei la salita. In qualche modo riuscirei a fare un qualcosa di più. Bello, bello, bello l'orrido. E adesso si risale. Zanzi, punto, malamente. Da una Vespa. Stupida Vespa. Da tanti piedi, giusto nel mio doveva entrare. Sono
le 5 e stiamo facendo un po' di difficoltà a trovare un posto dove mettere le tende stanotte. Non ci sono spiazzi pianeggianti e anche vicino al lago non c'è posto, è tutto privato, tutto molto pendente, inclinato. Spettacolo! Come abbiamo detto, abbiamo già trovato. Abbiamo provato a chiedere se potevamo mettere le tende in questo prato qua e ci hanno addirittura dato a disposizione questo bel terrazzo pianeggiante, pulito, senza bestie. Le nostre tende su questo piccolo terrazzo. La cena è pronta, occhio che quello taglia. Buon appetito! Buon appetito. È finito. Sono stati davvero molto gentili. Ci sono le vecchiettine del posto che sono molto belle, simpatiche e gentili. Siamo andati nell'unico ristorante di questo paesino ed era assolutamente tutto completamente prenotato e pieno. Il cuoco era uno e ci ha detto di provare ad andare in cucina a vedere se ci davano qualcosa, e sua moglie ci ha preparato, gentilissima, il risotto da scaldare, la pasta fresca e ci ha messo anche un po' di burro e di formaggio grattugiato. Spettacolo. Ah, buongiorno, ciao bellissimi, abbiamo avuto le lumache, abbiamo avuto le farfalle, oggi abbiamo le formiche. Guardate qua, ci siamo piazzati proprio sulla strada principale, sulla loro statale. Sono una formica! Questa è grossa. Giorno 29. Pronti via, partenza alle 8:10 da Gittana. Destinazione di oggi ancora non la sappiamo, però andiamo in direzione di Lecco, quindi scendiamo. Carino. In questa zona, per chi volesse, c'è anche un cammino che si chiama il Cammino dei Borghi. Non sappiamo esattamente quali borghi comprende, però sembrano molto carini da vedere. Mamma mia, dopo colazione fatta con brioche e caffè latte, Nazario mi ha fatto mangiare anche un panino enorme con una mozzarella intera e 150 grammi di mortadella. Adesso ci andiamo a mangiare il kebab e una porchetta. Sto vomitando a ogni passo. Bello il sentiero del viandante, però il dislivello è abbastanza notevole. E siamo arrivati a Fiume Latte, dove c'è il fiume più corto d'Italia o d'Europa? D'Italia, 200 metri di fiume. Ed è buono perché sa di latte. Quasi mezzogiorno, pausa pranzo col gelato. Abbiamo lasciato un po' i pannelli al sole, vediamo se si ricaricano un po' le pile. E Nazario mi ha dato alcuni consigli e mi ha spiegato perché le mie powerbank si ricaricano così lentamente. Lui riesce a ricaricare al 100% una powerbank che può utilizzare fino a 4 volte sul suo telefono in una giornata. Io invece la ricarico di un quarto, forse anche meno. Quindi devo fare alcune modifiche e probabilmente le farò appena mi fermo per un paio di giorni da qualcuno. Fa caldo. Beccatevi questo nazi affamato che si riempie di cibo per stasera. Rubiamo questo. Siamo ritornati sul sentiero del viandante che
continua a essere molto carino, è molto vario, merita. Non ti piace? Carino? Ci fermiamo qua? Sì, ci piace. Ci piace. Tac. Buon appetito! Eccoci, sono le 7:20 dell'ultima sera con Nazario. Domani proseguiremo su strade diverse perché lui va verso Milano, io verso Como. E è stata un'altra bella giornata. Mi piace pensare di aver fatto proprio amicizia con questo ragazzo, è stra in gamba, molto determinato. Farà un viaggio di 2 anni, 2 anni! Farà tutto il perimetro della Spagna e del Portogallo e forse anche della Francia. Pazzesco. Però abbiamo stili diversi. Lui corre tanto, io voglio proprio vivere i posti e le persone. Quindi sono contento sia di averlo conosciuto che di separarci, perché abbiamo 2 cammini diversi e dobbiamo viverli in maniera diversa. Però sono tanto contento di averlo conosciuto e di essere andato oltre certi aspetti che magari si vedono solo nei video. Aggiornamento su dolori vari. Per seguire Nazario ho dovuto mettere questi cerotti particolari perché sentivo che in questo punto qua esattamente cosa? Italiano. Dicevo che esattamente in questi punti qua e qua sentivo la sensazione di una vescica che stava per comparire. Alla fine con questa accortezza le vesciche non sono proprio comparse e spero che non compariranno domani nell'ultima giornata con lui, anche perché poi credo che con un po' di riposo passerà questa sensazione e tornerò a camminare come prima. Ho consumato completamente un paio di calzetti, adesso vi faccio vedere, si sono massacrati. Cioè, guardate, con lo sfregamento del piede sulla scarpa si è consumato tutto il tessuto, è rimasta solo la trama più resistente. Ecco, questi ormai li butteremo, però se ne trovo un paio simile li prendo senz'altro, mi sono stati veramente utilissimi. Per 28 giorni neanche una vescica. A domani! It's times like this